Gaetano, ci senti? Sì, mi senti? Sì, Eccolo. perfettamente. Vai, dici la tua ricetta, Gaetano. Volevo proporvi le linguine nella rete di Arretusa, un piatto diciamo utilizzando i prodotti del territorio. Sì. Gli ingredienti sono i seguenti, vado velocemente. Vai. Quindi spiego. Sono 240 grammi di linguine, Sì. 200 grammi di patata di Siracusa, la patata novella di Siracusa oppure anche quella che si trova in questo periodo. Sì. E si può utilizzare due tipi di pesce, o il fanfano che viene chiamato pesce pilota o gli sgombri. Poi, pronto? Sì, siamo... vai. Poi gli altri ingredienti sono 100 grammi di porri o in alternativa la cipolla di Giaratana, che è un prodotto sempre del nostro territorio. Numero 2 acciughe, delle scorze di limone di Femminello di Siracusa, del vino bianco sempre del territorio, sale, pepe quanto basta e della mollica tostata aromatizzata con sale, pepe, fino occhietto selvatico e delle bucce di limone sempre di Femminello di Siracusa grattugiato. Basta, Gaetano, basta perché abbiamo Sono finito. gli ingredienti. Sono solo gli ingredienti. No, però Uno velocissimo, finito. no, ma Gaetano, Fogli di porro. Sì, no, ma Fogli scusami. di porro essiccati in forno e poi sbriciolati. Allora, Gaetano, fermati, ascolta noi, fermati un attimo. Sì. Volevamo dire quanti begli ingredienti ci offre la nostra terra ed in modo particolare la Sicilia. Come mettiamo insieme tutti questi ingredienti? Dicelo in 40 secondi, vai. Velocissimo. Bisogna mettere a bollire le patate con le scorze di limone, quindi creare una purea di patate e da utilizzare poi dopo da mettere nel piatto per creare il piatto di presentazione. Ricordarsi di utilizzare l'acqua di cottura da aggiungere poi per creare il fumetto di pesce, utilizzando i resti del pesce che vengono filettati e tagliati a dadini e a cubetti o così via. Poi utilizzare una padella abbastanza larga, mettere un filo d'olio e fare rosolare i porri tagliati sottili in maniera che si sciolgono velocemente. Aggiungere i cubetti aggiungere le acciughe, farle sciogliere e aggiungere i cubetti del pesce tagliato precedentemente. Poi aggiungere del fumetto che si è preparato, quindi il brodo di pesce, aggiungere le linguine e portare a cottura ristringendo il brodo. Una volta fatto tutto questo si prepara il piatto di presentazione con la purea di patate e si aggiungono le linguine disposte sul piatto e si termina con una spruzzata o spolverata di mollica tostata con gli ingredienti che ho annunciato. Bravo Gaetano, Molto grazie, buono, grandioso. Grazie anche a Valentina. Grazie a voi. Grazie per aver partecipato a Casa Barilla. Se volete veniteci a trovare a Palermo, tanto siete in Sicilia tutte e due, siamo lì il prossimo weekend, va bene? Sì, ok, grazie. Ciao, Volentieri. ciao, A voi, grazie, ciao, buona grazie. giornata, che meraviglia.